La prima stecca poteretti. Adesso, se per far sparire il fantasma, agora diventare cadere, freddo e slongasso. Volta mamma, mene cadere, col cempè, hanno mai visto. Alda che da fare spalle del funerale, Ancia Perez, quater breci, lavanda, sito ses culuni de fiur, con su un bel naster viola, con su scrice, i tuoi cari figli prediletti. E bel colombare, a mesa altezza, di sé, gari e mei a mettere di fiur. La tua Lucina sempre in pesa de e noce e la tua bella fotografia a color. Sei contenta? Dovrò pensare a società contenta. Ma sarà mia la ultima a domani no presaviatola. E se invece anche se famiglia pagata, dopo te e la mia della famiglia poi? Ada mamma, che lei alzerà morto. Ma le mie bambo e non crede che il burledetto. Vota te, insomma, bisogna che sa sacrifiche per obbedire. E perché mia te? Vota c'è, ma perché se che trovai i gay del papà? Bisogna che sia del vivere le spende, le fai fruttare, le vai ai fono. Se è perché sono una tua mene, caro, mer tranquillo. Viene via dei problemi e t'assicure che dopo fare una tomba che la semea condominio. Da per la tua bella fotografia a color, la tua lucina sempre in pesa, una bellissima lapide di marmo con una bella dedica. E cosa che spiegare se sempre bene? Era buono come il pane, lascia sconsolate nel dolore e nella ricchezza la sua mamma adorata e la sua sorella che ci voleva tanto bene. Se con te Oh, sei una bella Madonna! Crepa te, che te la fosse meno una bella dedica! e cosa la scrivereste se per esempio? Posso dire, qui giace morta la povera Pina che all'altro mondo se n'è andata sacrificandosi, poverina, per trovare i gay del Plata. Allora, E da potreste continuare per avere 4 belli, questa scema di famiglia prende questo e prende quelli ed il bebbo se li piglia. Dai, però, ma non si capire, Permesso. non sapere neanche bene perché mia mamma Cosa avevo capito che? Ah, ma tocca in innante, per me, senza che dire ma dire in innante, oh! No, si comode dove vento, ma se non c'è ragionate. De affari da famiglia. Ah, Ma che poi il caffè? no, grazie. Oh, In verità, ho anche una certa fressa. e magari
scalesire vedendo. Dai, forza! In che maniera non lo detto, forza? Anche la sterpignati, che la stabia e vengono da ad aga ed estrema un sciù. Ma è la mia che la Giacina, che la sarà anche la casina, che la sua che la sta che in più miracolo. Ah, dici proprio che era! Lui la sane Don Redento, che non te anse siete poche parole, manca il cuore che il fenes più. Insomma, perché gliela vedi? Non potrebbe ospitare che in nostra casa, una povera creatura. Ma, e se per caso a lei interessa che in devo staccare? Chi vi ha pensato? Alla saresti una fortuna? La fortuna che la muore! No, Don Redento, mia che la muore, ma che la muores con tutti i conforti religiosi e familiari. Certo che lei Teresa è proprio una santa donna a un fa una sciù del genere. Ma a me non crede mia che il dottor aia lasci trasportare in che condizioni qui la si trova. Peccato, è proprio vero peccato mortale. Ma che dovete scherzare, Don Redento? Al vaghe del futuro. A dire che tra le note è propria colpa del dottor se la venina che la tuschi. Come colpa del futuro, Don Redento? No, perché sono stati dal dottor a far sporare la pressione del sangue. Lui al Marda e al Madis. Don Redento al Marda che lui al gade firma e sigarette al dentro. Mia le più. Tenendo qua te anche a telefonare per dire che la meraviglia è da brutta tos. E lui Madis al Marda sul preos che sai, sigarette e megafo avevo mia di dove che si stacci sigarette sul tutto perché me in deveta ho mai fermato e che la tornei alla meida a fermare le sigarette che me al badir alla vita scusate ma disini un po' aspensai perché diciamo che alla stacca che non compararsi. Don Redento, più che malato, in che la cacche, a che è morto. Come che è morto? Ma in che la cacche, sì che in tri, e ma se me che tu triesti No, Don Redento, ma se via non che se vuole, che giure sul collo che fuorò. veramente anche mia tante giura se stimpeto i tri e poi tri a buffi a vuol dire che si diamo È difficile cosa prendessi studiare alla commissione che sarà mia moglie. allora Olmo chi saresse? Olmo Benevento sarei soltiero. Ficca Pibrasi al so che il vostro padre era morto 4 anni fa e so anche che la mia olito il federal cristiano e la preferì fa scremare forse va a riferire ai sender di quella scatoletta dove là? Quella scatoletta là che dice su sender
No, 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 Don Redento. purtroppo. Allora lo per Piero. Ma se prima che viene volta, adesso capisci fuoco meno. Allora, Don Redento, vengo di Rivenor, però prima promette che sarà via mia. Oh, Insomma, non per sera, ma faccio una seduta spiritosa. cos'è? Il contesto di Barzellette per caso. Ah, No, no, Don Redento. Era seduta spiritica. cos'è? È una seduta spiritica! Che? Devo staccare? Che scandalo! Perdonami signore, essi non sanno cosa si fanno. Veramente Don Redento non te. Paga fuoco pure. Non te, per sera cosa sarà Andrea a fare? Insomma, ma c'è una che fa che fa. Ma c'è una che... Come no? Perché... Per domandaga se ne erano arrivati in paradiso. Oh, è cosa che succede? Che al posto del Piero, no, mi pare, che riate non per Piero. E ira. E che fila avrei fatto sto Piero? Allora reverendo, sto Piero è anche bella televisione. Insomma, sul preost, non per mangia ma che, perché vuole essere che vale che tu ne andrei, insomma, che nulla di altro. Sì, che da fare che tu da dare, per la benedizione speciale, che fare che tu ne andrei, che nulla di altro. Ah, è una specie di esorcismo, dici. Ma mi credi che Otter ha tirato in giro? Ma me però le sta giù. Ah, fin bella u. Andi là chiamare sto Piero e Otter resti là. Che capisci mi? Ma non la via, non la via, no? Se vengo spostata dalla televisione, se no che le vediamo. Dai, no, aspetta che la chiamando qua. C'è passata. Ma te cosa il Madoka sei? I miei parrocchiani che fai sedute spiritiche per chiamarli voi. Aspetterà. I ma dici che va a chiamare? Sarei te un Piero. Sì, è proprio lui. Carne rossa, anzi, in puro spirito. Alla che mi affinché per rimandare le due da sempre lì. Magari se che riesci, perché me, hasta che a fare gota, a me si annoia. Allora, sempre solo ascolta. Profiggere anima cristiana e hoc mundo in nomine dei Padre Onnipotente, qui te creati. In nomine Gesù Christi, Fili Dei vivi, in prote passus est. In nomine Spiritus Sancti, in perfusus est. In nomine glorioso et sancti Dei Vitis
Virgis Marie. In nomine Beati Iosef, Vinci, e Virgine Sposi. In nomine Angelorum ed Arcangelorum, in nomine Tron ed Nomination. Oh, veramente mi scusi, ma me a capisci fa una colpa di che ne dice? Veramente? Aveva mai stato intelligentura? Come fate a capire colpa queste formule che? Si apposta alla tie? Ma per me questo è arabo. Guardate che me lo faccia doma la seconda. La seconda elementare, Ma allora, cosa fai? Volta se assomiglia a lui che l'aveva il mestiere. E se adesso una benedizione speciale tipo che la urbi e torbi? No, veramente ma scusi, ma orbo a Sara lui. Mamma mia, Bebo, Teresa, Pina e Lisa! Così sto. E l'indagine? No, niente, alle amo. Perché se mi è l'articolo vuole fare a me. E allora, devo andare ad aga l'estremo su a sta isterite vignare. ho capito, ma non te cosa mai fai di questo che? Senti, mandi la scuola della chiesa. Se almeno quando li capisci, facciamo e che ripete in formule di prima, lui capisci e il tesoro e va via. Va bene? Buonasera a tutti! Te la dico, sta 50 euro, ma Ascolta, mamma. Me goito l'idea. Ascolta, ecco quando è quella di dietro la ecco, idea burocratia che deve liberarsi. Dai, Tina, Annat. Allora, me stamattina mi sono rivolgita alla madre. Onestamente. E ho contato tutto. E lui mi ha promesso che con 4 paroline magiche alfa parte in 4 e 4 il piero del dove redit. Per cui... Per me che te, la papagna a capo stesso, e che un capellino, la paletta è si pulita, si che ma quando è che capite che mago lì? Ma a lui mi ha detto che Ria ha sì precise spaccate. era, anche lei precise, quasi spagare. E allora sarà che perché lui mi ha detto che le puntuali compagne dell'eroe Squeezer. Wow. Avanti. Buonasera. Sono l'assistente del Supremo Mago Maghino. Lo precedo per poter sondare e studiare la situazione. Buonasera, ma sono proprio contenta che il mago Maghino si ricordato che alla nostra casa. Ma Mago Maghino sa tutto, ricorda tutto e conosce tutto. Mago Maghino conosce il passato, conosce il presente e conosce il futuro. Ma allora, conosce un po' il nostro futuro. Come primo assistente vi posso assicurare con la massima certezza che il sommo Mago Maghino è il detentore dell'unico, vero e infallibile oroscopo dell'umanità e fra poco vi dirà il vostro futuro prossimo, donna. Ma orsù ditemi, dove posso trovare quest'anima dannata, questo spirito malvagio e perso? Dannata la sarà lei oppure da strea? Mamma mia, alla pure pure. Che si tratta proprio di un'anima
l'intervento del divino, ma che dico divino, del supremo mago Maghino. Disperata alla sale? Inchinatevi ora, perché sto per far entrare il sommo mago Maghino. Mago Maghino, ora vi dice il vostro destino. Ora siate allegri, povera gente, anche se in tasca non avete niente. Vedo ricchezze, vedo milioni in questa casa, nuovi ricconi. Vedo miliardi cader come manna su questa gente povera in canna. Diventerete ricchi sfruttati, ben vestiti e ingioiellati. E il vostro futuro non sarà più nero coi palanchi del boerchiero. Parla come liberi stampati. Perché il vostro destino e il vostro futuro l'abbiate domani in mano, dovete comprare questo magico talismano. Ecco donna, questo è il magico talismano. La fortuna vi porterà portata in mano. Solo 100 euro. Io, perché come ben saprete, Mago Maghino non tocca il bel denaro. Dispensate. Veramente? Anzi, ma poi pagherete 100 euro. Ma sta per venire presente anche il canì, sta cadendo in tutta la cambiata, ma è la pandagna la cua. C'ha come un investimento. Dal treno. I suoi poteri esoterici vanno al di là dei mari, al di là delle terre emerse e sommerse, al di là delle nuvole, al di là delle stelle. Proprio compagno missile. Uscite ora, in modo che il sommo mago Maghino possa dare libero sfogo ai suoi poteri magici e Ed ora a me, anima inquieta! Te, anche me, sono che calmo e pacifico. Adesso te che più agitate si esteme. Sì, alle maestà ci si campo. E capì che ne cari. Martiri santi e Belzebù, fate che il Piero torni lassù. Spiriti folletti, spiriti e folletti l'entità, fate che il Piero vada via di qua. Forze del bene, forze del male, fate che il pieno indaio fa di male. C'è da fetta mamma qua girante, la mafella va l'uderane, va a finire che burla intera. Guarda che me, con l'allergia al venne, quello è capire o no, o vai a su. Con la testetta fa una di scatololle. Santi arcangeli e Padre eterno,
Fai tornare quest'anima all'inferno! Oh, calmane, anche me all'inferno sono mai stai, ma se ti andennate in quella maniera che te mandi me con tu por tu de chi giusto? San Pancrazio, San Gervaso e San Vittorio! Fai tornare questo tipo al purgatorio! Ma certo, questa è bella! Sono stai so, triai e despesi, e te della se rimanda so, te che è proprio matto. Sì, non sei proprio matto. Santi e martiri, fate un sorriso! Riprendetevi questo tizio in paradiso! Guarda che lei, i mani ciappa un tera, ma il problema è non te, che mi se ne guarda più alla strada e torna a tre. San Gaudenzio, San Pancrazio, San Michele e San Clemente, sbricatevela voi perché io non ci posso fare niente! Che era proprio il caso, disperato. Ma me pensi che la sia la prima volta che queria fa malare molto. E adesso chi chiamerai chi? La Cesa e la chiamata, la Scienza e la chiamata, che manca doma di chiamare il Presidente della Repubblica. Ma che dopo che? Poi per forza dovrebbe essere al cinema. Si va a colmare. Ma me lo dici che me partirò da che a doma quando vedrò ore cadré all'anima de che morirà in che la cacche, ma prima ne gotte fa Ieri i morti. Madonna mia mamma, ma chi sarà la Modes? E mica lei. Buonasera, donne. Ciao, Beppo. Adesso che Lucrezia, a te ne fai ciappare stremese che andavamo a toccare andare a spisce a fare uscito per ieri. Che maniera, Teresa? Ma più di mia di so la Lucrezia Saunetta e mia i morti. Se per caso a me fenestro ada passare di banco del cimitero ed è sentito i morti come minimo ma sarei svenuti por più da sciù al corpo e come massimo saresti stincata del corpo apostolico ma la sarà mia la maniera di rispondere. Donna Teresa, a tal che tu ci venerdì non gira circa su per l'ufficio funebre e tu ci morte al paese, no? Per defunti, la gente svendicante chi che resta in peso che sta terra senza preghiere nei profondi, con che le poche palanche che, ma fa di almeno una strada di messa, no? Dopo te pensi mia che voltore Piero al venabile bisogno. Oltre del Piero le siamo imparati. Ah sì? E te come fai a salire? Ma questa è mia da sicura. Molto confariti in sonno. Alzo e basta. Ma vedi, Teresa, me invece ando in giro circa sé perché capisci come la povera anima disgraziata del me preghiero. Oh signore, guardatela lì. Chissà qua c'è anche il purgatorio che toccherà fa, perché è la più mina che so che è stata era. La Madonna l'avrà mia papà per me, no? No, beh, è la mia. Copata alla mia copata, ma per il resto alla faccia tutte, proprio tutte. È Lazzaro, è mai avanti di me. E se che te, a che porti più
merita, ma Teresa, queste cose la dire la se da porte mia i fiu sulla tomba e morci. Se devi mettere di plastica, ti dici che ti sei tornata in una, e che te ne mia cambiare tutte le settimane. Se devi metterti stesse, ti dici che insomma quando era in vita, tagliare lì con mia gnata beh. Se devi mettere dei, ti dici che te lo devi fare di più. Insomma, queste cosa ti dire Teresa. E me la settimana prossima, il fiu sulla tomba ti fa più ragione, va bene?